Italia dei Valori c'è e continua la sua battaglia con determinazione per migliorare il nostro Paese. Lo fa fuori di quest'Aula, dove continua la raccolta delle firme per 2 referendum a favore e a tutela dei diritti dei lavoratori e per 2 referendum contro i costi della politica e in particolare per la totale abolizione del finanziamento pubblico ai partiti. Lo fa dentro quest'Aula opponendosi a questo Governo che ha promesso rigore, equità e sviluppo e ha dato finora solo rigore, e quindi lo fa contro questa legge di stabilità, perché è come se Monti dicesse: colpiamo chi paga le tasse. Tra Berlusconi e Monti sono state fatte svariate manovre che oggi fanno sì che dalle tasche degli italiani tutti gli anni escano circa 100 miliardi di euro in più, ma lo hanno fatto entrambi su chi le tasse le paga: lavoratori e pensionati, dai quali lo Stato incassa ben l'80% delle imposte sul reddito. E il vero problema della mancanza di equità sta proprio qui, perché si continua ad agire solo all'interno del perimetro di chi le tasse le paga, mentre per dare equità bisognava agire fuori da quel perimetro e pescare tra coloro che non le pagano, per abbassare direttamente la pressione a chi invece già paga. E invece anche nella legge di stabilità il Governo ha rifiutato il meccanismo e automatismo che doveva portare a stimare, a predeterminare il gettito fiscale della lotta all'evasione fiscale, riducendo immediatamente la pressione fiscale ai lavoratori onesti e a quelli che lo pagano. Eppure, Presidente, da un'inchiesta dell'Espresso risulta che numerosi istituti di credito avrebbero evaso il fisco per una somma complessiva di 3 miliardi di euro. E tra le banche accusate di aver organizzato architetture finanziarie ci sono nomi importanti come Unicredit, Monte dei Paschi, Intesa, Banca Popolare di Milano, che sarebbero riusciti a frodare i controlli attraverso triangolazioni con l'estero. Ed è per queste operazioni che l'allora amministratore delegato di Unicredit Profumo è rinviato a giudizio ed un illustre ministro di questo governo, Passera, è indagato e dunque si trova di per sé stesso in pieno conflitto di interessi. Allora è vero che Monti è come dicesse: colpiamo chi paga le tasse. Per altre vicende il Monte dei Paschi patteggia 260 milioni a fronte di oltre 1 miliardo di contenzioso, Intesa 270 milioni a fronte di 1 miliardo e 650 milioni, Banca Popolare di Milano 186 milioni a fronte per sanare una pendenza di oltre 300. Questi pagamenti possono essere considerati un vero e proprio condono tombale, e mentre il cittadino in caso di dichiarazione fraudolenta rischia il carcere, la banca viene sanzionata ma poi patteggia. E ancora state pensando di esonerare dalla nuova imposta di bollo i derivati e quindi in larga parte le banche, mentre persino chi ha poche centinaia di euro di titoli sarà costretto d'ora in avanti a pagare un'imposta di bollo fissa. E allora è vero, Monti è come dicesse: colpiamo chi paga le tasse. Milano, 24 agosto, dalla Procura, che si è allargata ormai a Milano da Verbania, un'inchiesta per riciclaggio che vede coinvolta Intesa San Paolo con la famiglia Giacomini, specializzata nella produzione di rubinetti. E allora anche qui parliamo di una frode fiscale di 200 milioni. Allora è vero, Presidente Monti, è come dicesse: colpiamo solo chi paga le tasse. Vogliamo parlare dello scandalo Banco Desio, una banca che per anni ha impostato sul territorio, cioè a livello di filiali, un sistema per riciclare denaro e consentire ai propri clienti di evadere il fisco in quantità industriale? È stato anche chiarito da inchieste molto approfondite. E anche qui siamo in zona di piena evasione fiscale. E allora è vero, senza quell'automatismo, Presidente Monti, è come lei dicesse: colpiamo solo chi paga le tasse. 26 maggio, scoperta dalla Guardia di Finanza di Frosinone un'evasione realizzata da un professionista. L'uomo e la moglie avrebbero creato fondi per oltre 30 milioni di euro in banche sammarinesi mai dichiarati. 4 ottobre la Guardia di Finanza solleva il velo su un giro di fatture false tra Rimini e San Marino con evasione di imposte per 1,5 milioni di euro.
9 agosto, operazioni Night and Day, 32 persone denunciate per una maxi frode di oltre 100 milioni di euro, con operatori di diverse aziende del settore pellame. 22 giugno, a Cesena, la Guardia di Finanza scopre una maxi frode fiscale con fatture false di oltre 15 milioni di euro e 3 milioni di imposta evasa, utilizzate da 18 società che operano nel settore degli imballaggi. 12 giugno, ingente frode fiscale scoperta dalla Guardia di Finanza di Cremona, illeciti per circa 100 milioni di euro. Se non creiamo quell'automatismo, Presidente Monti, è come dicesse: colpiamo solo chi paga le tasse. Tra i professionisti che hanno percepito consulenze da oltre 100.000 euro, 1 su 3 le ha nascolte al fisco e negli ultimi anni non ha presentato la dichiarazione dei redditi. È quanto emerge da un'analisi mirata condotta dai nuclei speciali della Guardia di Finanza. Il 78% delle società di capitali italiane dichiara redditi negativi o meno di 10.000 euro l'anno e non versa imposte. Molte di queste chiudono entro 5 anni per evitare accertamenti fiscali. Queste aziende evitano di pagare 22 miliardi di euro all'anno di tasse. Un terzo delle grandi aziende italiane ha chiuso il bilancio in perdita e non ha pagato le tasse. Il 94% abusa del transfer pricing per spostare costi, ricavi e redditi dove non ci sono controlli fiscali e sottraggono al fisco ogni anno quasi 38 miliardi di euro all'anno. Ci sono oltre 500 proprietari di aeroplani che dichiarano 20.000 euro di redditi all'anno, 42.000 contribuenti che dichiarano 1.600 euro al mese di incasso e sono proprietari di banche, 188.000 SUV e macchine di grande cilindrata a contribuenti che dichiarano uno stipendio inferiore a quello di un metalmeccanico, oltre 200.000 proprietari di auto di grande cilindrata che dichiara tra 20 e 50.000 euro. Sono state vendute, Presidente, 206.000 auto di lusso che costano più di 100.000 euro, ma ci sono solo 72.000 contribuenti che dichiarano un reddito superiore a 200.000 euro. Allora è vero, Presidente, che senza quell'automatismo che lega la lotta all'evasione fiscale all'immediata riduzione della pressione fiscale di chi le tasse le paga, è vero che è come se lei, Presidente Monti, dicesse: colpiamo solo chi paga le tasse. C'era un solo modo per trasferire queste risorse dal perimetro di quelli che non le pagano a quelli di coloro che le pagano, riducendone la pressione fiscale. Ma voi avete rifiutato le nostre proposte perché questo avvenisse e perché ci fosse un immediato riflesso positivo nella riduzione della pressione ai lavoratori, alle famiglie e alle imprese, a lavoratori e famiglie che avrebbero alimentato la domanda interna e a imprese che di fronte all'incertezza non investono più e non creano occupazione, che ora è oltre l'11%. Non farlo, Presidente, glielo dico per l'ultima volta, è come se lei dicesse: colpiamo solo chi paga le tasse. Grazie.